Un altro suicida, un altro imprenditore, ancora la crisi a fare da sfondo e da spinta al gesto più estremo in un intreccio di motivazioni personali e situazione economica generale, di stipendi da pagare, di debiti da onorare. Fortunato Rubli, 57 anni, domiciliato a Treviso, si è impiccato proprio nella sua azienda artigiana. Siamo a Bannia, a pochi chilometri da Fiume Veneto, nel Pordenonese, in via Manzoni. Fortunato Rubli, artigiano da una vita, assieme al fratello Mario aveva dato vita alla Elettroforma, una piccola impresa specializzata in impiantistica elettrica. Il magazzino e la sede della ditta avevano trovato posto in quella che era stata la casa dei genitori e da qualche tempo anche la casa di Fortunato. E proprio qui, all'interno di quelle mura, frutto del lavoro e dell'impegno, è avvenuta la tragica scoperta questa mattina. Il fratello Mario, aprendo il portone del magazzino, ha trovato il corpo ormai privo di vita di Fortunato. Nessun biglietto, nessun messaggio, nessun segnale. Questa mattina soltanto l'inaspettato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno rapidamente escluso nella dinamica dei fatti l'intervento di terzi. E Mario Rubli ha confermato gli esistenti problemi economici dell'azienda in crisi per lo stallo del settore edile, uno stop dei lavori che turbavano da qualche tempo il suo socio e fratello Fortunato. Dopo la scoperta anche il parroco di Bannia è arrivato sul posto per una preghiera con i familiari. Nel Veneto dunque un altro artigiano suicida che scuote tutto il mondo imprenditoriale. Vuol dire disperazione assoluta. Un mondo che però continua a dire di non voler farsi abbattere dalla crisi. La vita ha un valore immenso anche se siamo sconfitti. Ricordiamoci di quando piovevano le bombe. Sono stati anni peggiori dei nostri e la nostra dignità non passa dall'immagine esterna, passa dalla coscienza pulita. Non si può farsi prevaricare dal presente e dalle leggi dell'economia.